Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando ancora una volta di Cabinovia. Il sindaco di Piazza smorza le polemiche sul progetto innescate ieri dal senatore pentastellato Patuanelli. I fondi ci sono, ha detto il sindaco, quello di Patuanelli è il solito gioco politico. Negli ultimi 2 giorni 2 colpi sembrano essersi abbattuti sul progetto della Capinovia, il pronunciamento del TAR regionale che impone alla regione di riconsiderare le autorizzazioni alle concessioni e ieri le dichiarazioni del senatore pentastellato Stefano Patuanelli in merito ai fondi necessari al progetto garantiti dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dopo l'impossibilità di accedere al PNRR. Non ci sono e non c'è nessuna previsione che questo aspetto cambi repentinamente. Se qualcuno pensa che tali notizie abbiano impensierito il sindaco di Piazza si sbaglia. Il primo cittadino, forte delle assicurazioni ministeriali ribadite da Salvini all'inizio dello scorso dicembre, liquida subito quanto affermato da Patuanelli. Già coperta. Conto che i cantieri possano partire entro l'estate dell'anno prossimo e decine di migliaia di persone possano muoversi in maniera sostenibile, davvero 1800 persone all'ora, entro l'estate del 2027. Questi sono i tempi che ci siamo dati, il finanziamento è assolutamente coperto. Patuanelli, come sempre opposizione, smentisce un ministro della Repubblica, Matteo Salvini, che sai, poi i fondi ci sono. Di Piazza però inserisce l'uscita di Patuanelli in un gioco cui ormai si è abituato, al quale di recente si è aggiunto un nuovo player, consentiteci di utilizzare un linguaggio giovanile una volta tanto. Anche Onza, l'ex sindaco di Udine, ha attaccato la Cabinovia, c'è tanta politica contro, siccome la fa il centro-destra la Cabinovia allora bisogna essere contro per principio, questa è la realtà. Tutta politica, insomma, secondo Di Piazza, che poi torna su una considerazione che da tempo gli è propria e riguarda gli attacchi rivolti al primo ministro Giorgia Meloni. Ogni volta che dice qualcosa immediatamente Schlein e Conte contro, cioè è politica di basso livello nel vero senso della parola, contro perché fanno gli altri. Infine un esempio che collega Trieste a Genova, accumulate, secondo Di Piazza, dalla stessa parola d'ordine. Genova sta realizzando anche loro una cabinovia e allora siccome la realizza il centro-destra attaccare. Sono trascorsi esattamente 3 anni da quando i vigili del fuoco individuarono il cadavere di Liliana Resinovic nel parco dell'ex ospedale psichiatrico a San Giovanni. La donna di 63 anni, come sappiamo, era scomparsa il 14 dicembre dell'anno precedente, del 2021, dopo essere uscita di casa. Il corpo era chiuso in 2 sacchi di quelli utilizzati per i rifiuti solidi urbani. La testa era avvolta in 2 sacchetti trasparenti di quelli invece in uso per alimenti. Nonostante questi strani elementi, sin dall'inizio si era parlato di suicidio. Le indagini furono affidate alla polizia, con sé la donna non aveva né documenti né telefoni cellulari né portafogli. Dopo i numerosi esami cui fu sottoposta la salma, la richiesta di archiviazione da parte della procura non venne accolta dal GIP del Tribunale di Trieste, che invece indicò oltre 20 punti di indagine che andavano approfonditi. La salma fu dunque dissepolta, ora si attende l'esito della perizia, forse quella più importante, quella medico-legale, curata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, attesa nel giro di poche settimane dopo vari rinvii. E nel primo sabato dell'anno ha avuto inizio l'attesa fase di controesodo con i primi rientri al termine delle festività natalizie. Nel complesso, durante le 3 giornate di controesodo si stimano circa 8 milioni di transiti lungo la rete di autostrade per l'Italia. Già dalla mattina di ieri la circolazione sulla rete di autostrade per l'Italia era risultata particolarmente intensa, con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media, soprattutto lungo le direttrici che da sud conducono verso il nord Italia, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, nonché nel nord-est in direzione di Milano. La circolazione rimarrà molto sostenuta lungo gli stessi tratti durante la giornata odierna e in quella di domani, in cui si registrerà l'ultima fase dei rientri. Cambiamo argomento. Durante l'omelia di quest'oggi il Vescovo Trevisi, che ha presieduto la Santa Messa a San Giusto, trasmessa in diretta da Tele4, ha inquadrato il percorso umano all'interno della luce che emana dal Signore. Dobbiamo essere illuminati, ha affermato, dalla luce di Dio che indica il percorso. Potremmo dire così, il cristiano
è un illuminato. Lo so che questa parola poi la si è usata in altre direzioni, illuministi sono quelli guidati dalla ragione, dal lume della ragione, ma in realtà l'hanno copiata dal Vangelo, e la luce vera però è il Signore. Perché anche con tutta la nostra razionalità accumulata secoli su secoli, da cui viene anche tutto questo progresso tecnologico, noi abbiamo visto che siamo ancora degli apprendisti riguardo al senso della vita, all'amore, alla giustizia, alla verità. La luce vera è il Signore Gesù e il cristiano è l'illuminato, cioè colui che da quella luce prende alcuni riflessi e cammina in questa luce. Il Papa nella bolla di indizione per questo anno santo dice che tutti sperano in qualcosa, tutti sperano in un bene che lo si sta attendendo. Ma questa speranza umana per noi ha un fondamento ed è il Signore Gesù. Lui presente in mezzo a noi, anche dentro le oscurità, le tenebre abbiamo sentito nel Vangelo, che ci avvolgono. Noi siamo chiamati a preferire la luce, non le tenebre. E la luce di Cristo è vita. Allora, siamo collegati adesso con la sala operativa della Polizia Locale, c'è in linea con noi l'ispettore Tiziana Martini, che saluto e ringrazio. Direi, ricordiamo subito, penso che già immagina, ispettore, dove voglio andare a parare, ma ricordiamo subito la chiusura della Galleria Sandrinelli dopodomani, a partire da dopodomani. Sì, esatto. Buona giornata a tutti. Volevo ricordare, appunto, come diceva lei, che sarà un po' problematica chiaramente dal punto di vista del traffico la chiusura, quindi dal giorno 7, dalle ore 8:30 del giorno 7 a tutto il giorno 12 la chiusura della Galleria Sandrinelli. Ovviamente anche i tratti che portano, diciamo, alla galleria. Ovviamente saremo presenti con nostro personale sia dal lato di Piazza Goldoni e Corso Italia, sia dal lato della Piazza Sansovino con le deviazioni che sarà il caso. Chiaramente questo comporterà sicuramente un aumento di traffico sulla direttrice, diciamo, tra Corso Italia e verso, diciamo, via Madonnina e Molino a Vento da un lato, e ovviamente dall'altro lato, dalla parte a monte, su via del Bosco e sul lato, diciamo, di San Giusto, per chi vuole arrivare alle rive. Quindi questa sicuramente sarà un po' di problematica dal punto di vista del traffico, sicuramente. Altre cose volevo segnalarvi, a parte che oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla, abbiamo avuto questa mattina la corsa della Bora e senza problemi, senza intoppi. Ricordo che domani, festa dell'Epifania, c'è alle 11:45 c'è la processione della comunità greco-orientale che parte dalla chiesa di San Nicolò e arriva al Molo Audace. Anche lì saremo presenti con personale nostro, però insomma sono manifestazioni che creano poco disagio e poche problematiche. Altre segnalazioni io non avrei da farvi. Le faccio solo una domanda, ispettore, per chiarire una cosa che io non ho chiara, ma ovviamente è anche colpa mia, per quanto riguarda la chiusura della Galleria Sandrinelli. Percorrendo via Madonnina in salita, poi ci si può inserire come si chiama, verso Piazza Vico, eccetera? Sì, quello non è. Sì. Madonnina in salita si potrà arrivare, diciamo, in direzione di
San Giusto, San diciamo, Giusto, sì, no? sì, ecco, quello verso, okay. Esatto, verso Okay. San Giusto, per poi scendere, no? San Sì, Michele verso le rive. Sì, perfetto. Quel tratto è percorribile, anche se diciamo nel tratto diciamo allo sbocco della Galleria Sandrinelli, lì comunque c'è un tratto che verrà chiuso, ma dove c'è l'accesso della galleria per i lavori, diciamo, Certo, sul lato verso la galleria. Ecco, non mi era chiaro questo, se devo essere sincero, questo era una cosa che non mi era chiaro. Si potrà arrivare, diciamo, sulle rive da Via del Bosco, questo sicuramente, dalla parte, diciamo, da Via Madonnina. Da Via Madonnina. Sì, una precisazione, la Trieste Trasporti però ha la deroga, pertanto gli autobus comunque continueranno a percorrere la galleria. Grazie ispettore, buona domenica e buon lavoro. Grazie e buona domenica a tutti quanti. Grazie ancora alla Polizia Locale. Adesso parliamo della libreria antiquaria, Umberto Saba, della quale si va delineando il futuro. Massimo Battista, che andrà a gestirla, ci anticipa alcune delle novità che saranno comunque inquadrate nel solco della tradizione. Tantissime persone sono entrate in questi weekend che abbiamo aperto a dicembre per fare anche delle prove, per capire un attimino come gestire l'afflusso, e le testimonianze di affetto da parte di triestini non sono state tantissime, quindi è bello poter dire che finalmente a breve aprirà la libreria Saba, probabilmente pensiamo a fine gennaio, poterla riaprire però non queste aperture spot ma continuative. Si sbilancia un po' Massimo Battista. Sarà lui, assieme ad un altro socio, a gestire la libreria antiquaria Umberto Saba, restaurata da qualche mese, per la quale dunque si profila, a partire dalla fine di gennaio, un futuro nuovo. La libreria è vincolata come istituto d'artista e può essere solamente come destinazione una libreria antiquaria. Era una delle più importanti librerie italiane e tornerà ad esserlo. Ospite di Camporosso racconta, nei giorni scorsi Battista, esperto di libri rari, collezionista e blogger, ha chiarito, meglio di quanto era trapelato nelle settimane scorse, quello che sarà il futuro dello spazio storico di via San Nicolò. L'intenzione è proprio quella di tornare a essere una libreria che ha naturalmente una vocazione museale, è intrinseca, non si può escludere. Moltissimi curiosi entrano solo per vedere dove Saba lavorava. Per cui ci sarà questo doppio ruolo, di poter presentare la libreria, il luogo di Umberto Saba, ma anche di tornare a essere una libreria di riferimento per il mercato antiquario. All'interno della libreria ci sarà anche uno spazio riservato ad un momento ben preciso della letteratura triestina. Ci saranno offerte di titoli anche di autori locali, questo ovviamente per i turisti ma anche per i triestini che vogliono ampliare la conoscenza sugli scrittori giuliani, e si lavorerà tantissimo per ampliare il catalogo che già Mario Cerne ci ha lasciato, ma per portare qualcosa in più, magari l'ultima parte del Novecento che sicuramente mancava. Sport adesso, appena arrivato a Trieste, entrato in gara nel secondo tempo, King Udo ha suggellato con un gol realizzato di fatto all'ultimo secondo la vittoria dell'Unione per 3-0 contro la Clodiense. L'attaccante, nato a Reggio Emilia, così ha risposto in sala stampa alle domande dei giornalisti. Può provare ad andare Tonetto, il pallone per Vicario, servito Udo! King Udo servito davanti al portiere, gol! King Udo! Long live the King, lunga vita al re. La narrazione della gara che ieri ha visto la Triestina prevalere per 3-0 sulla Clodiense per forza deve partire dalla fine, ovvero dal terzo gol messo a segno dal nuovo arrivato King Udo, classe 1997, nato a Reggio Emilia. Ciliegina su una torta già bella e confezionata da Olivieri e della Zrac, autori delle altre due reti arrivate anch'esse nel secondo tempo. È stata una bella soddisfazione entrare e poi segnare, come anche per un attaccante è una cosa bellissima, però siamo tutti contenti che abbiamo avuto i 3 punti alla prima partita del 2025 e non dobbiamo fermarci qua e dobbiamo continuare su questo andamento, ecco. Nel post partita l'attaccante ha risposto alle domande dei giornalisti, a cominciare dall'impressione sulla situazione di una squadra che sulla carta avrebbe dovuto lottare per la promozione e che però si trova ancora in acque non sicure. Sì, appena sono arrivato mi sono detto era un po' strano, però lavorando sono sicuro che possiamo, anzi no, riusciamo a uscirne fuori da questa situazione.
In fondo, ha raccontato Udo, è questa anche la filosofia che l'allenatore Tesser sta infondendo nei giocatori: crederci ed impegnarsi. Devi arrivare consapevole del fatto che devi dare il massimo, metterti a disposizione tutti insieme, cercare di andare dalla stessa parte, facendo sì che i risultati portino a nostro favore, ecco. L'incontro con la stampa ha consentito al nuovo arrivato di presentarsi al pubblico triestino in modo efficace e senza tanti fronzoli, e sembra sia già uno stile. Sono un attaccante, diciamo, che predilige attaccare la profondità, certo, però se mi metto anche in condizioni in altre maniere mi posso adattare senza alcun dubbio, però diciamo che preferisco attaccare la profondità, ecco. Chiudiamo, chiedo scusa per il mio errore nel montaggio, chiudiamo con la pagina meteo, vediamo la situazione generale. Un promontorio anticiclonico interessa temporaneamente l'Italia, ma quest'oggi nei bassi strati inizieranno ad affluire correnti sud-occidentali più umide. Domani il progressivo spostamento dell'anticiclone verso Levante favorirà ulteriormente l'afflusso di correnti umide sud-occidentali. Martedì mattina passerà un fronte atlantico. Vediamo le previsioni per domani. A questo punto cielo in prevalenza coperto, con nuvolosità meno consistente sui settori montani più interni al confine con l'Austria. In giornata saranno probabili piogge sparse deboli o moderate sulle zone orientali, dalla serata possibili su tutte le zone, con quota neve inizialmente a 700 metri circa, in innalzamento poi nella notte. Possibili foschie o nebbie sulle zone orientali, specie sul Carso. È tutto, ci vediamo alle 19:30, buon pomeriggio e più tardi.